La Banca Popolare di Vicenza, storia di soldi, storia di finanza, ma non dimentichiamocelo mai, storia di tanti uomini, di tante donne disperati, storie tragiche come quella della signora Paola. Suo marito ha compiuto un gesto estremo. Sì, mio marito non ha retto la situazione, ha compiuto un gesto estremo. Qual è la sua situazione adesso? Attualmente sono senza lavoro, ho dovuto chiudere l'attività di mio marito e mi trovo con un capannone che non è agibile per affittarlo, ci vogliono soldi e sinceramente anche con un figlio minore mi trovo in una situazione difficoltà. E lei ha firmato però la transazione? Sì, perché pensavo che piuttosto di niente, era un po' anche in confusione, mi sono trovata come tanti risparmiatori, anche la signora Paola ha firmato la transazione, però non dimentichiamolo, la transazione poi ingessa la situazione, per cui lei non può chiedere altri soldi alla banca, però ne ha bisogno, saltano fuori queste risorse, Miatello. Allora, noi abbiamo chiesto alla banca di verificare questi casi oggettivi di difficoltà, quindi chi è al di sotto dei 13.000 euro di reddito annuo può fare un certificato. Questo certificato purtroppo ci sono delle difficoltà da parte dei CAF che non lo emettono, quindi abbiamo chiesto alla banca di procrastinare il termine di queste richieste. Certo, perché c'è tutto un iter, i CAF sono oberati di lavoro. E per il caso della signora? E per il caso della signora abbiamo chiesto alla banca di intervenire con un fondo in qualche maniera che possa dare una mano. Sembrerebbe che c'è un fondo al di là dei 30 milioni da cui la banca potrebbe attingere e vediamo. Noi le richieste le abbiamo fatte, l'apertura da parte del Popolare di Vicenza c'è stata e noi siamo fiduciosi che la banca provvederà. E noi ovviamente continueremo a seguire la brutta vicenda della Banca Popolare di Vicenza che, ve lo ricordo, una storia di finanza, ma è soprattutto una storia di uomini e di donne, una storia di disperazione.